E l'immagine simbolo di questa giornata: la costruzione del muro ai cancelli d'ingresso all'ex Telecom di Via Dandolo per impedire al collettivo ZTL di poter tornare con chi che sia. Con gli operai, i poliziotti e dall'altra parte i ragazzi del collettivo osservano e commentano. Beh, ci dà anche la forza secondo me per provare a costruire qualcosa di simile da un'altra parte. Quindi noi adesso decideremo dove e rifaremo altrettanto da un'altra parte, che non si preoccupino, insomma. Non possono mica murare tutta la città. In procura 16 gli attivisti finiti nel registro degli indagati per i reati collegati all'occupazione abusiva e altri 50 di loro in fase di identificazione da parte della Digos. Ciononostante si stanno già organizzando per la prossima occupazione in città. Sarebbe anche interessante riuscire ad occupare uno spazio pubblico, perché così l'amministrazione finalmente si può mettere completamente allo scoperto. Una decina gli immobili considerati buchi neri di Treviso, tra questi l'ex caserma Salsa di proprietà del Demanio. Altre occupazioni per continuare a segnalare questo fatto che a Treviso mancano spazi. Il pugno di ferro insomma continua con la manifestazione dei ragazzi indetta per sabato. Parte alle 3 dalla stazione dei treni per percorrere tutta la città e far sentire la nostra voce, sperando di essere il più numeroso possibile. E oggi pollice verso da parte del Comitato dei Garanti ZTL nei confronti del prefetto Adenolfi, che parla invece di un equivoco. Tra un paio di giorni convocherà il tavolo tecnico per gestire il corteo di sabato, con la città oggi già blindata tra carabinieri, polizia e polizia locale. A presidiare prefettura, Calzugane e punti vendita TIM, considerati zone sensibili.